L'invidia e chi la mette in secondo piano. L'invidia ama causar del male a chi la mette in secondo piano. Aforisma di Marco Trevisan. Spiegazione dell'aforisma. Quando l'invidioso si trova di fronte ad una persona carismatica, esso viene inevitabilmente adombrato. Ma ciò che non può accettare è di aver ammirato lui stesso, per un istante, il carisma del suo interlocutore. Per questo motivo, da quel momento inizierà a screditarlo in modo patetico agli occhi delle altre persone. Infatti l'invidioso, invece di migliorare se stesso, punta ad abbassare il livello di chi lo mette in secondo piano, quando invece dovrebbe imparare da chi è più capace di lui. Quindi, se sapete di essere carismatici, evitate gli invidiosi, perché parleranno male di voi senza motivo.